Prima Timoteo, capitolo 5. La condotta pastorale. Non strilla mai a nome basata, ma spunzuniera come se fosse patata. Tratta sempre giovane come se fossero fratelli tuoi, e femmina basata come se fossero mamma, e tutte figliuole come se fossero sorelle tue. Rinda una purezza assai rossa. Che vedova. Piede cure tutte verle che sono veramente sole. Se invece una verle tenesse figli o nipote, saranno chiste che si imparassero a mettere in pratica la pietà prima ogni cosa per tutte quelle persone che appartengono alla famiglia loro. Che sanno imparare prima a aiutare il padre e la mamma, perché è così comanda Dio. Che la femmina, che è vera verla, non tiene a nessuno, che si mette tutta la speranza sua in Dio, giorno e notte, a domandare l'aiuto suo, quando si mette a pregare. Che la verla invece che pensa solo a spassare in vita sua, pure si sta campando sola, che è come se fosse già morta per te. Ti raccomando che tutte le verle non si comportassero malamente. Si può qualcuno non si piglia cura tutte le parenti sue, specie se chi appartiene alla famiglia sua. Chi sa già traduta la fede sua è diventata assai peggio e una che non tiene la fede. Mettere in tale lista è vero solo quelle che hanno passato 60 anni e poi guarda buone sì che esse passato sono state fedeli o marito e sono state apprezzate per tutte le opere buone che loro avranno fatte. Guarda sì che esse avranno saputo educare buone ai figli, si sono state coro quando hanno a cuovo e lavato i piedi ai santi in da casa loro e che sono mise a servire a tutti quelli che sono venuti in da fede. Guarda buoni se hanno aiutato i pazienti, hanno fatto opere bene, rinda tutta la vita a loro. Non mettere in quella lista tutte quelle verle che saranno ancora giovani, perché si possono lasciare afferrare a smania e se vuole immaritare un'altra volta saranno capaci di lasciare Cristo e così si potranno rendere colpevoli e ve lasciate che la chiamatelo Signore. E può succedere pure questo, sapendo che non tengono più niente da fare, che si verle si impareranno a se ne insuliando, caia là, per inte casellate. Non solo si metteranno a campare, grattandosi la panza, ma potranno diventare pure trasadecce e ingiucesse e potranno mettere a parlare cose che non avessero mai parlato. Perché sa desidera che tutte quelle vere, l'assai giovane, si ammaratassero un'altra volta, avessero figli e si pigliassero cura un'altra volta da casa a loro. A così non daranno canza tutte contrarie a loro e parla male in lui. Zina mo, già parecchie che stanno lasciate a via buona e si sono mise a camminare in coppa via Satana. Si può una femmina cristiana tenesse certi verli rinda la parentela sua, se pigliasse che sta cura e loro senza portare natupismo rinda tutta la chiesa. E a così che la chiesa potrà aiutare solo che le verli che saranno rumase o veramente soli. E presbiteri, tutti i privati che stanno a capo della chiesa se meritano un compenso addubbiato, specie quelli che faticano per regarne e lezionarne. Sta scritto in la Bibbia. Non mettere a mussarola chi li vuoi, che scognano rana, e poi rindere una pizza dice, o faticatore tenere ritta e abbiamo usata soia. Non appezzare il recchio toi per sentire accuse contro uno che sta a capo della chiesa, se queste non saranno confermate a 2 o 3 persone come sta scritto in la Bibbia. Se qualcuno avesse fatto una mancanza, arrabbiata ancora popolo, a così pure l'altro si metteranno a paura. Ti scongiuro innanzi a Dio, a Gesù Cristo e innanzi a tutta l'angela santa, senti tutte queste istruzioni e mettile in pratica con tutta la gente. E non tratta mai uno meglio nato. Non chi è presso quando avrai a scegliere qualcuno può mettere in capo una chiesa, mettendo in mano in coppa a capo sua, che se no ti potrai caricare pure tu e tutti i peccati di Cristo. Mantieniti sempre pulito, non ti bevere sull'acqua, viviti pure un bicchiere di vino che ti fa salute e ti aiuta a pariare meglio. O mangiare, perché sto venendo che ogni tanto tu cade malata. E i peccati di certe persone saperne subito prima di essere castigate. E i peccati invece certe altre persone vengono scumiate sulla roba. Pure l'opera buona vengono spalafacate impressa. E pure quelle che non sono buone non possono rimanere a nascosto.